Siamo a Firenze con Saul Gervini che ci parlerà di questa ricerca che ha fatto su Shakespeare. Allora, la ricerca prima di tutto è una partnership con dei ricercatori inglesi e in particolar modo John Harding, che purtroppo non vive più, è morto intorno agli anni 2000 più o meno, però viene condotta ancora insieme a sua figlia che è la dottoressa Julia Harding. E questa ricerca ha una vita più o meno di una trentina d'anni, considerando tutte le ricerche che ha fatto John Harding e Julia Harding e quelle che ho fatto io. Il libro che io ho scritto nasce dall'esigenza di fare delle puntualizzazioni su quello che è stato detto dal professor Jonathan Bates, perché a mio avviso il Jonathan Bates, che è molto informato sui fatti, non ha riportato le cose che John Harding gli ha detto chiaramente su John Florio. E questo secondo me non è molto corretto, perché da luminare, da universitario qual è, avrebbe dovuto invece precisare quello che poteva essere stato il rapporto tra John Florio e William Shakespeare, che ancora prima di diventare William Shakespeare si chiamava William Shakespeare. Infatti il nome William Shakespeare sarà, diciamo, presente nella scena londinese dal 1593 in poi, con la pubblicazione di Venere e Adone. Quindi voglio dire, il professor Bain avrebbe dovuto dare delle indicazioni precise sul personaggio di John Florio, perché a mio avviso John Harding parlò estesamente di questo personaggio al professor Bates. Per sua stessa missione Bates dice che è così. Se questo fosse stato vero, noi avremmo delle informazioni già da tanto tempo su quella che è stata l'interazione tra questi due uomini. Infatti io nella nota dell'autore dico che non avrei mai intrapreso un'avventura impegnativa come quella di scrivere un libro su Shakespeare se non avessi letto il libro The Genius of Shakespeare del professor Jonathan Bates, perché appunto lui in questo libro, in questo suo libro, è stato a mio avviso offensivo addirittura nei confronti di John Florio, dicendo delle cose a mio avviso inaccettabili e tra l'altro non rispettando nemmeno i dati storici che noi troviamo nella letteratura del tempo. E questo è comprensibile perché gli inglesi vogliono nascondere questa storia. Sì, non tutti, perché Julia Harding è un inglese, però sta lavorando strenuamente per far conoscere questa realtà. Ora il problema però in Inghilterra è un altro. Ogni giorno più o meno in Inghilterra nasce un libro e viene pubblicato un libro sulla vera identità di Shakespeare. Gli inglesi ne hanno piene le scatole di questa problematica, perché molti di questi libri sono del ciarpame. Di conseguenza, se noi vogliamo dare credibilità alla teoria di un William Shakespeare, diciamo italiano o quantomeno anglo-inglese, che è quello che sostengo io, bisogna cominciare a portare delle prove concrete, dati di fatto, che possono essere analizzati da chiunque, trovati e rintracciabili nella letteratura del tempo, in maniera tale che così quello che diciamo diventi supportato e dimostrabile, altrimenti diventa un pur parler. In Sicilia in quale librerie possiamo trovare il suo libro? Allora, nel sito dell'editore, che è Pilgrim Edizioni, troviamo indicazioni per il distributore. Nella pagina del distributore, che è EDQ, e quindi l'editore Pilgrim Edizioni, nel sito di Pilgrim Edizioni troviamo le librerie in cui il libro viene distribuito e in ogni caso sia l'editore che il distributore possono spedire online il libro. In questo libro troveremo dei dati di fatto che sono estremamente apprezzabili, perché per esempio io sempre nell'introduzione dico che Santi Paladino nel suo libro, nel 1950 scrisse un libro dicendo che Michelangelo Florio scriveva le opere di Shakespeare e suo figlio poi le rielaborò, diceva tra l'altro che John Florio veniva chiamato Johannes Factotum, ma non ne dette indicazioni del perché. Allora, io ho dimostrato nel libro, anche grazie al lavoro della Harding, perché John Florio era chiamato Johannes Factotum. Ma questo rende il personaggio collegabile con quel Johannes Factotum che noi troviamo nel Grotsworth di Robert Greene, scritto nel 1592 in polemica con William Shakespeare. Ecco, questi sono un po' i dati di fatto che noi dobbiamo cominciare a portare se vogliamo diventare credibili, altrimenti gli inglesi ci prendono solamente in giro.
Grazie.